Amici bellini, essendo una nuova settimana, noi ogni martedì inizia una nuova settimana e dobbiamo aggiornarci sulle novità, perché il Napoli ci procura sempre nuove emozioni, nuove cose emozionanti, ma insomma noi dobbiamo essere in contatto, non ci interessa. Quindi questi due ne dobbiamo parlare. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Michele Di Stefano, prima di tutto, ringrazio tutti, 9000, è arrivato all'improvviso con un video breve, ieri abbiamo provato questa cosa degli shorts, che poi in americano significa anche pantaloncini, è sempre perché vi devo dare delle pillolette. Vuoi la pilloletta? La pilloletta? Queste le faccio io con le mie mani. Mi bloccano i video per il copyright, questa non è musica Basta! Taglia. Non ce la faccio più. Lasciate un like per il nuovo sfondo, perché lo sapete che io sono Valerio Fluido da New York, non è che dobbiamo sempre mostrarlo con uno sfondo virtuale. Quando posso, chi mi segue su Instagram vede le mie scorribande in città, in giro per l'America, perché si sta suonando un pochino bene. Video kill the radio star. Ma noi dobbiamo fare i video, quindi sono stesso io che uccido le star radiofoniche. Non ha importanza. Signori miei, alla fine è andata proprio così. Il Belgio supera il Portogallo e mi dicono che il Portogallo avrebbe meritato. Tra l'altro abbiamo una diapositiva. Ronaldo che insomma la fascia di capitano a terra, gli dà un calcio, manda a fare il cuore. Non piace. Invito voi nei commenti a dirmi cosa ne pensate di questo gesto, perché non è la prima volta che lo fa. Io capisco, magari sei arrabbiato, la cosa che dicono sempre è arrabbiato con se stesso, no? Lo dicono sempre i giornalisti. Però che cazzo, cioè, lo sai, no? Già non sei molto ben visto, a quanto abbiamo capito, anche dall'ambiente portoghese, i tuoi compagni, insomma, ho visto un altro video dove lui stanno facendo il torello, inciampa e ridono, e lui la prende malissimo, cioè sta in una fase della sua vita, secondo me questo poteva essere forse l'ultimo, probabilmente potrà fare il prossimo mondiale, ma non lo so, si devono organizzare. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, non voglio sparlare di Ronaldo, non mi interessa più di tanto, ma mi interessa che questo signore qua dovrà affrontare questo signore qua e i nostri cuori si divideranno, almeno il mio, io lo dico chiaramente, tifo per l'Italia, non faccio il tifo per il Belgio, lo diciamo chiaramente, ripeto quello che ho detto ieri in breve, che al gol di Chiesa ho esultato in mezzo a 700 americani in un bar e tutti quanti che mi abbracciavano così, mi sono emozionato, è chiaro, non mi ero emozionato, quindi non è il fatto il giocatore della Juve, perché al gol di Chiellini che facemmo, quello là poi annullato, non mi venne quella cosa là, però forse stando in mezzo alla gente invece che vederla a casa, sono cose strane, al cuore non si comanda, se uno gli viene di tifare tifa, se uno non gli viene di tifare non tifa, non è che ci dobbiamo nemmeno giudicare l'uno con l'altro. Però ho un sogno e ve lo dico tranquillamente, Mertens che fa un partitone, che segna anche un gol, che scarta Bonucci, fa il tunnel a Bonucci, la mette a giro, quindi ride, sorride, il tiro a giro eccetera eccetera, poi Insigne ne fa due col sinistro. Ricordate Insigne che segnò a giro col sinistro per rispondere al gol del fratello? Ecco, loro sono un pochino i gemellini del gol, ecco, e magari l'Italia passa però con la risposta di Insigne, perché a quanto pare, a quanto ho letto dai vostri commenti della community, Insigne non è stato straordinario, qualcuno mi ha detto è stata preferita la prestazione di Di Lorenzo, che però comunque qualche defezione l'aveva fatta, poi ha concluso in crescendo. Insigne però protagonista di quel calcio di munizione che stava per entrare, il filtrante per Pessina alla fine lo fa lui dopo la sponda eccetera eccetera. Insomma ragazzi, non si può essere sempre decisivi e questo lo sappiamo, la stagione è lunga, perché è stata lunga per tutti e lo ricordiamo, e speriamo di andare avanti il più possibile, perché è tosta, siamo nella parte del calendario dove è più tosta, però io da italiano napoletano all'estero, se il Napoli va avanti con un numero 10 che è sempre comunque protagonista a prescindere perché è inamovibile, a me fa piacere da napoletano e da italiano. Per Mertens dispiacerà se il Mertens dovrà abbandonare l'Europeo, sono convinto che a fine partita, a inizio partita, i due si abbracceranno, si saluteranno, un po' come quella bella scena tra Zielinski e Fabian nella Polonia-Spagna. Ecco, la Spagna che ha fatto un autogol
autogol clamoroso, mi dicono roba di Jalappas, ma mi stavo dimenticando, vedi, parlando, guarda qua, vedi, guarda Frank che gli è arrivata anche la tazza, e tutto questo non è uno sfondo virtuale, lui veramente il suo muro è così, straordinario Frank Parziale. Un bacio a te e a tutti quelli che stanno facendo incetta dei prodotti del sottoscritto sul sito fluido.net, vi ringrazio. Ma signori, le novità di mercato, sapete perché mi devo alzare i capelli? Perché quando si parla di mercato l'argomento è caldo. Pare che l'Arsenal, come fu per Gabriel, come fu per Pepe, come fu per tutti, si sono pigliati loro a Tavares, cioè loro stanno fermi finché il Napoli non si interessa ad un giocatore, loro poi intervengono. Poi ogni tanto noi vogliamo sempre comprarci i terzini dell'Arsenal, ma loro sono sempre alla ricerca anche loro di un terzino che ci interessa a noi. Allora è un po' strana questa cosa qua. Pare che Giuntoli si sia razzelato, abbia detto io non parlo con i giornalisti, sono proprio d'accordissimo lui e De Laurentiis. Strana anche questa situazione qua, non parlo con i giornalisti ma vi dico che Camara non ci interessa, quindi un'altra voce di mercato smentita, non hanno smentito tutte le altre, puoi mai smentirle tutte visto che sono 500 nomi uno appresso all'altro, si parlerà sempre della ricerca di un terzino e i nomi purtroppo sono sempre quelli, Palmieri eccetera eccetera, però insistono su questo Mandava perché a quanto pare è più fattibile anche a livello economico. A centrocampo si continua a parlare di Basic, con l'interesse della Lazio che sembra a giorni alterni maggiore di quello del Napoli, e di questo Berge a centrocampo. E poi in attacco ogni tanto si parla di Caio George, ma Caio George, seguito anche dal Milan, richiederebbe comunque l'uscita di Petagna. Allora se Petagna si muove arriverebbe un po' di liquidità per fare questo tentativo su questa stellina brasiliana, di cui noi sappiamo qualcosa, noi degli abbonati bellini, perché il nostro amico brasiliano ci dice cose su Caio George. È un giocatore che insomma ha delle potenzialità, però calma, nel senso ogni volta che c'è uno un po' più talentuoso subito il nuovo Neymar, va preso con calma, e non sono sicurissimo che sia pronto per una cosa, per un'esperienza in Italia, specialmente in una squadra che non può aspettarlo. E allora se tu lo prendi devi assolutamente subito mandarlo in prestito, e vi dico di più, lo devi mandare in prestito in una squadra di Serie A, perché se si deve fare le ossa non lo mandiamo in Serie B e poi lo consideriamo un giocatore di Serie B, e perché facciamo la fine di Gaetano, di Tutino, di Palmiero, di tutti questi qua che comunque fanno le loro esperienze ma in squadre piccole, e non sappiamo mai se poi sono pronti per il grande palcoscenico, perché il Napoli comunque è una squadra che deve lottare lì, quinto, quarto, terzo posto, non dobbiamo scendere sotto al sesto, se tutto va bene possiamo competere per il secondo, quindi servono giocatori pronti. Non è più il Napoli, quello che dobbiamo capire è che non è più il Napoli in crescendo, che poteva prendere Hamsik giovanissimo e piano piano lo fai crescere, lo inserisci, lo stesso Lavezzi. Siamo un pochino oltre. Quando prendiamo Cavani è una scommessa tra virgolette, ma era già una scommessa da 17 milioni che poi andò benissimo, ma Cavani era seguitissimo anche dall'Inter, che poi decise di non prenderlo anche per una questione caratteriale. Queste sono cose che l'uccellino mi dice, ma credetemi voi, c'è un rapporto di fiducia tra noi, e andò bene, benissimo, anzi al Napoli. Quindi il Napoli purtroppo scovare il nuovo Gulam, scovare il nuovo Koulibaly, scovare il nuovo Mertens pagato poco, che poi cresce e te lo ritrovi campione, non è facile in questo momento. Sembra anche che lo scouting sia leggermente indietro rispetto agli altri, perché comunque l'Atalanta continua a trovare giocatorini, capito, un po' in giro per l'Europa, e quando li fa esordire sono già pronti. Dovremmo prendere un pochino spunto da quelle cose là, avere un po' di fortuna, magari essere un pochino più aggressivi sul mercato, ma se non c'è stanno soldi è difficile. Aspettiamo con ansia, visto che oggi è martedì, quindi dopodomani sarà martedì e ci sarà la famosissima, la celeberrima oramai conferenza stampa di De Laurentiis, dove chissà di cosa si vorrà parlare. Ovviamente le novità sono della maglietta autoprodotta, non ci sarà più il sponsor Kimbo sul culetto, quindi ci sarà probabilmente un altro sponsor, confermata la Lete, confermata la MSC Crociere, ma è una
una maglia autoprodotta dal Napoli con la supervisione, il design di Armani, e quindi non si sa, la distribuzione dovrebbe essere affidata alla figlia di De Laurentiis, Valentina. Quindi io aspetto, io voglio capire se Valentina ha le conoscenze per poter portare la maglietta del Napoli un pochino in giro per il mondo e io la possa vedere in qualche negozio di articoli sportivi qui, perché io le trovo tutte le magliette di tutta Europa tranne quella del Napoli e soffro tantissimo. Quindi speriamo bene che questa sia una novità in positivo, altrimenti stiamo sempre lì, aspettiamo con clamore, con voglia, come i pazzi, la presentazione anche di Spalletti, che viene confermata a Castelvolturno per fortuna e non a Roma. Il fatto di Roma continua a non sconfinferarmi più di tanto, ma tant'è, insomma, noi l'importante è che parlino, l'importante è che gli facciano però domande interessanti, non a risposta aperta che poi va per la tangente e non ci dice niente, meno supercazzole sportivamente parlando, calcisticamente parlando, e nulla. Noi stiamo lì ad aspettare novità di mercato eccetera eccetera, ma secondo me finché non finirà l'Europeo, ragazzi, sarà difficile vedere movimenti di mercato incredibili. Koulibaly, se veramente poi 50 milioni non te li darà nessuno, quindi Koulibaly resterà. Ripetiamo ogni anno che lui non punta i piedi per andarsene, a differenza di altri, quindi bravo Kalidou, e resta tra noi, fai il capitano, fai quello che veramente senti di fare, perché un Koulibaly che gioca al 70-60% delle sue possibilità è comunque migliore di troppi altri difensori che dovresti comprare eccetera eccetera. Quindi Maksimovic, addirittura il pentimento, pare che si voglia arrivare, cioè, me lo offrite un contrattuccio, non mi vuole nessuno, no, ti devi organizzare tra Valencia, Premier League eccetera eccetera. Io sai, forse ci siamo per la Lazio e noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Vi prego, non mi confermate Luperto come quarto difensore, non mi convince troppo. Un as va bene pure, figuriamoci, però se confermiamo tutti là davanti, centrocampo, ragazzi, centrocampo è importante, quindi non perdiamo tempo. Forza Napoli, da New York, Valerio Fluido è tutto. Queste erano bene o male le novità. Se ne avete altre me le scrivete sotto nei commenti. Nel frattempo la Spagna ha pareggiato, io so, e oggi la Spagna è passata in vantaggio actually, e oggi ci sarà la Francia contro la Svizzera, quindi ci sarà da vedere Kanté, Pogba, Mbappé, tutti questi giocatori francesi che sono molto forti, però quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo,